Leonardo Muraro, vice sindaco. L'avrebbe mai pensato? Un anno fa, 2 anni fa? Assolutamente no. Questo ritorno nell'amministrazione lo devo al sindaco Davide Bortolato, che a gennaio ha iniziato, dopo avermi premiato all'interno della città di Mogliano con riconoscimento per il mio lavoro politico fatto in provincia di Treviso. Mi ha così buttato il seme se volevo continuare a fare un po' di amministrazione, date le mie caratteristiche. Ci ho pensato e poi la voglia del ritorno, di fare qualcosa per la mia città, la Perla del Taraglio, è sicuramente stato maggiore rispetto a quello di continuare a fare una vita un po' più tranquilla, e su questo credo che il mio impegno adesso riprende e spero di portare le mie conoscenze, le mie esperienze e per rendere sempre migliore questa stupenda città che si chiama Mogliano Veneto. Per lei cosa vuol dire rimettersi in gioco oggi a Mogliano, con i moglianesi con cui è in piazza tutti i giorni? Ma questa è una sfida perché ci ho pensato bene, è una sfida perché non è semplice, dopo aver fatto oltre 20 anni, 25 anni di politica attiva anche a livello provinciale, ritornare non si sa mai, anche se sentivo tanta fiducia da parte dei cittadini che mi hanno sostenuto e mi hanno incentivato anche a fare questo percorso. Era un po' una sfida, è stata una grandissima soddisfazione, io ho già avuto una grandissima soddisfazione che il calore che mi hanno riversato i cittadini moglianesi, tanti amici e tante famiglie, e questo è già una grande, ripeto, soddisfazione per me. Cosa vuol dire fare il vice sindaco di una città come Mogliano? Una città come Mogliano per un vice sindaco è sostenere ovviamente il sindaco, che è il maggior responsabile nell'amministrare, portare un aiuto concreto, dando dei suggerimenti, portare la mia esperienza anche a livello di giunta per colpire quegli obiettivi necessari per incrementare Mogliano. Credo che Mogliano ha una grande disponibilità, noi siamo vicini all'area della Gronda Lagunare, vicino a Venezia, abbiamo un territorio meraviglioso dove possiamo anche valorizzarlo attraverso nuovi percorsi anche ambientali. C'è la Greenway del Sile, qui potremmo fare la Greenway del Dese e anche dello Zero, perché no? Perché sono due fiumi importanti che devono essere valorizzati, e con tutte le migliaia di turisti che ci sono a Mogliano, ricordo che quando ero presidente della provincia, Mogliano era la città con il maggior numero di turisti in tutta la provincia di Treviso, data la vicinanza di Mestre e Venezia, e credo che noi dobbiamo sfruttare per la nostra ristorazione, per i nostri servizi e per valorizzare appunto l'economia di questa realtà.